Un malore fatale alla guida che lo ha fatto uscire di strada, abbattere un palo dell'illuminazione e finire contro un altro palo della luce. Non c'è stato nulla da fare per Andrea Finco, 56enne di Ponzo, deceduto ieri sera mentre era alla guida della sua auto e stava percorrendo via Umberto I in località Santa Margherita d'Adige a Borgo Veneto. Nonostante i soccorsi tempestivi, le condizioni di Finco erano parse fin da subito disperate ed è morto in pochi minuti. L'ennesimo incidente mortale sulle strade della provincia poteva avere effetti ben più gravi. Fortunatamente in quel momento non stava passeggiando nessuno a piedi lungo il marciapiede. Alcuni testimoni però, sentendo il botto, hanno allertato subito i soccorsi. Andrea Finco aveva da poco compiuto 56 anni ed era titolare insieme al fratello di un'impresa di materiale elettrico. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e i vigili del fuoco per le operazioni di rimozione dell'auto incastrata contro il palo. Il sindaco di Borgo Veneto, Michele Sigolotto, ha effettuato un sopralluogo e questa mattina sono stati rimossi due pali dell'illuminazione, quello abbattuto e quello pericolante. Anche il marciapiede danneggiato dall'urto è stato messo in sicurezza.